E continuiamo anche quest'anno con una nuova iniziativa. Infatti quest'anno abbiamo pensato di andare alla scoperta dell'origine dei nomi dei mesi che compongono il nostro calendario. Siamo infatti arrivati al mese di febbraio, che deriva dal termine latino februare, che significa purificare. Infatti febbraio per gli antichi romani era l'ultimo mese dell'anno ed era il mese in cui bisognava dedicarsi alla purificazione del corpo e dello spirito, traendo un po' anche spunto da riti religiosi. Se per i romani questo era il mese della purificazione, dedicato anche alla dea Febris, che significa appunto purificare, per noi invece il mese di febbraio non è certo il periodo della purificazione, ma è il periodo dei divertimenti, in quanto è legato alle attività del carnevale, di cui però io voglio parlarvi più avanti.